Va bene, grazie Pasquale, in bocca al lupo per Grazie a il voi, vostro buona prossimo serata impegno. a tutti, grazie. Buona serata anche a te. Allora, torniamo al baseball, scusami Gianluca, prima di parlare, dicevo, della vostra società, illustriamo un po' le regole di questo sport, perché probabilmente anche a voi sarà successo che qualcuno vi ha detto ma il baseball è quello sport che si gioca col casco e l'armatura, invece no, quello è il football, un altro sport americano, però insomma è un'altra cosa. È vero. Sì, diciamo che il baseball, qualcuno l'ha visto nei cartoni animati, ci sono qualche cosa, qualche immagine che tutti abbiamo, comunque fondamentalmente per spiegarlo in due parole è giocato tra due squadre di 9 persone che si dividono in una squadra è in attacco, per cui ogni giocatore con la mazza cerca di colpire la pallina e batterla il più lontano possibile, mentre l'altra squadra si dispone in difesa con i guantoni, quindi avremo il lanciatore, il ricevitore e tutti gli altri difensori che cercheranno di prendere la pallina e di eliminare gli avversari, i battitori avversari. Quindi scopo della squadra in difesa è eliminare i battitori avversari, scopo della squadra in attacco è colpire la palla il più forte possibile per realizzare il punto. Il punto si ottiene quando un battitore riesce a fare tutto il giro delle basi. Il gioco va avanti in questa maniera alternando le fasi di attacco e di difesa, perché dopo 3 eliminati la squadra che è in attacco va in difesa, mentre la squadra che è in difesa va in attacco e viceversa. Alla fine delle 9 fasi di attacco e di difesa, che si chiamano inning, la squadra che ha totalizzato più punti vince. Adesso stiamo vedendo le immagini appunto di ieri pomeriggio al plebiscito. Comunque per ogni eventuale ulteriore delucidazione c'è il vostro sito, che tra un po' vedremo anche in sovraimpressione, www.padovabaseball.com, dove ci sono tutte le regole, no? Esattamente, sono spiegate le regole basilari per cominciare a capire il gioco. Insomma. Ecco Umberto, Padova Baseball comunque non è solo la Serie B, ci sono anche c'è il softball soprattutto e le categorie dei più giovani, i cadetti e i ragazzi. Ci sono quindi delle realtà a livello un po', chiamiamole top, c'è una squadra di Serie B maschile e una squadra di Serie B femminile, però oltre a questo ci sono anche tutti dei movimenti diciamo di base, quindi abbiamo delle squadre anche di ragazzi e di cadetti, sono una quarantina di ragazzini molti dei quali sono proprio stati arruolati durante la stagione scorsa andando per le scuole di Padova, specialmente quelle più vicine a dove c'è il campo per ovvi motivi di comodità, e quindi ci sono questi 40 ragazzini che stanno impegnandosi a fare anche le attività giovanili. La stessa cosa anche ovviamente è avvenuto nel settore femminile, quindi dietro le due squadre a livello top ci sono ovviamente tutte queste due realtà. E l'altra cosa che tu hai già anticipato ma che forse vale la pena di dire è che bene o male dalle 6 di sera fino alle 10, una cosa del genere, per allenamenti di una squadra o per l'altra c'è sempre qualcuno, il campo è aperto, adesso lo si vede anche perché è illuminato, per raggiungerlo basta arrivare al campo di rugby del plebiscito ed è proprio dall'altra parte rispetto all'entrata. Si entra dentro, chiedere, sicuramente se uno ha voglia di fare sport chiede, lo arruoliamo immediatamente. Certo, voi come vi siete avvicinati a questo sport? Perché insomma è abbastanza particolare, no? Per chi volesse avvicinarsi probabilmente è anche difficile da capire subito, no? Particolare come sport. Ma diciamo che non è uno sport immediato, però appunto ci sono delle persone in grado di spiegarlo abbastanza semplicemente, si può capire dopo vedendo una partita con una persona che spiega un po' le regole, è abbastanza immediato intuirlo. Io personalmente mi sono avvicinato allo sport per caso, perché andavo in piscina proprio vicino al campo da baseball, nella zona plebiscito, e vedevo i ragazzi che si allenavano nel campo adiacente, mi sembrava una cosa interessante, ho iniziato in questo modo e da lì poi ho proseguito per molti anni. Ecco, invece quest'anno voi militate in Serie B, come anche l'anno passato, avete cominciato bene la stagione con una doppia vittoria contro San Lorenzo e Ponte di Piave. Il livello del girone però quest'anno com'è? Un po' più difficile rispetto all'anno scorso, agli altri anni che avete disputato la Serie B? Diciamo di sì, c'è un livellamento verso l'alto di tutte le squadre, per cui è molto competitivo. L'obiettivo nostro sarà di arrivare nella metà alta classifica, non so se riusciremo ad arrivare in zona playoff. Sì, diciamo che il campionato comunque è iniziato da poco perché sì, ha altre date rispetto agli altri sport, è cominciato mi sembra nel mese a metà aprile, a metà aprile, andrà avanti fino a settembre, compresa l'estate, ci sarà una piccola pausa estiva. E vediamo Francesca anche la classifica della Serie B.
Sì, allora in Attenta con classifica... sta mazza perché va a Poi finire che faccio colpisce confusione questa sera. E in classifica conduce Butrion in provincia di Udine con 8 partite vinte, segue Verona con 6 partite vinte, Padova, Castelfranco e San Lorenzo con 5, Rovigo 4, Crocetta Parma 3, Oltretorrente sempre in provincia di Parma 2, insieme a Bologna con sempre 2 partite vinte, e conclude la classifica il Ponte di Piave con 0 invece partite vinte. Umberto, allora, la promozione sarebbe ancora possibile quest'anno? Però è difficile, come diceva Gianluca. Quest'anno diciamo che la società ha avuto un importante rinnovamento. La squadra è restata con il nome Bellamio per tutta una serie di anni, una ventina circa. Alla fine della stagione scorsa c'è stato un nuovo progetto, un ex giocatore, Bobo Tommasin, ha lanciato una specie di cordata per nuova presidenza, nuovo progetto. Sono arrivati a Padova alcuni giocatori, anche un ex nazionale un cubano. Cubano, perché ricordiamo che comunque la nazionale cubana è una delle più forti in questo sport. Vince spesso Olimpiadi o cose del genere, e quindi un giocatore cubano che però naturalizzato italiano è un giocatore che fino all'anno scorso ha giocato nella nazionale italiana, e oltre a questo è arrivato anche un allenatore dagli Stati Uniti, da San Francisco, e quindi con questi due aggiunte a quello che è lo staff tecnico che già negli anni scorsi era in piena attività, si può pensare che quest'anno si possa arrivare un po' più in alto, perché ci sono le forze dell'anno scorso con l'aggiunta di questi nuovi sia del progetto che anche inserimenti tecnici. Ecco, ma è difficile comunque fare baseball qui in Italia? A livello, nella prima parte si è parlato molto di sponsorizzazioni, visto che appunto è finito il campionato del Padova. Per quanto riguarda il baseball, sì, bisogna ringraziare soprattutto Tommasin, che è lui che insomma lo sta facendo crescere in questa città. La fatica è che, non essendo conosciuto, ovviamente andare a parlare a possibili sponsor bisogna prima spiegargli che esiste e dopo andare a chiedergli un contributo. Il problema è che è uno sport che, se uno lo vede senza stare lì 20 minuti concentrato, sembra difficile. Dopo invece appassiona molto. L'esperienza, tu dicevi come hai giocato per la prima volta. Io ne ho 47 di anni e ci sono arrivato a 43 credo. Mio figlio e mia figlia hanno cominciato a giocare, e siccome vedevo che era bello, per capire le fasi di gioco, se c'hai una pallina in mano capisci molto meglio, mi ci sono paracadutato dentro anch'io. Quindi è uno sport che ti coinvolge se lo fai e se capisci le piccole cose. Non è uno sport che si presta molto ad essere discusso, parlato, più bisognerebbe andare a provarlo. Tieni presente che io che faccio un mesetto all'anno negli Stati Uniti, la stessa cosa che succede con il calcio qui, succede lì con il baseball, nel senso che lì ci sono 3 partite ogni giorno alla televisione nazionale, e tutti quante le domeniche sportive piuttosto che altro sono basate sul baseball, baseball e baseball, quindi 15 ore al giorno di baseball, lì c'è il comparativo con il calcio, ce l'hai col baseball lì, insomma. Stiamo vedendo la divisa adesso ufficiale, è un po' particolare. Da cosa è composta poi esattamente? Come si chiamano in gergo? Abbiamo visto prima la mazza di legno che è qui, e poi come ci si abbiglia per giocare a questo sport? Ma sì, sostanzialmente la divisa appunto è fatta da l'uniforme è fatto da un paio di pantaloni lunghi, questo per prevenire le abrasioni, perché nel baseball succede molto spesso di dover scivolare sulle basi, sono azioni anche molto spettacolari, per raggiungere la base nel minor tempo possibile. Si utilizza il cappellino per ripararsi dal sole fondamentalmente, perché soprattutto sulle palle alte può essere d'aiuto, e il guantone, che è lo strumento principe, che serve per bloccare la pallina, in quanto la pallina può arrivare a velocità anche molto elevate, si arriva anche fino ai 150 km/h, e quindi il guantone serve appunto a fermare la pallina e per permettere poi l'azione successiva di rilancio, di tiro sostanzialmente. E poi bisogna dire che la partita è influenzata anche dal meteo, perché se piove non si può giocare a baseball. Esatto, sì, diciamo che se piove, se il campo è bagnato, la pallina si impregna di acqua, diventa troppo pesante, diventa pericoloso anche il gioco, quindi con la pioggia non si gioca a baseball. Insomma. Bene, allora per concludere questa parentesi sul baseball, Umberto, se volessimo vedere il Padova Baseball in Serie A, uno sponsor quanto dovrebbe investire per cercare di aiutarvi,
Io credo di giocare con le realtà più importanti io credo italiane. che non stiamo parlando ovviamente degli sport diciamo tipo calcio, cose del genere. Credo che 100.000 euro potrebbero essere un investimento che riesce a fare un salto di qualità. Poi ovviamente si può pensare a qualsiasi cosa, ma diciamo che il tipo di investimenti che potrebbe essere necessario potrebbe essere su questa base. Benissimo, allora vi ricordo il sito www.padovabaseball.com per seguire il campionato che, come diceva Gianluca, finirà a settembre, e per qualsiasi altra informazione riguardo a questa